Allora, Ottavia Ricci, MIBACT, grazie di essere intervenuta. Sappiamo che sei in vacanza, ti abbiamo disturbata, ma sei stata comunque gentilissima. A te la parola. Grazie a voi, grazie tantissimo, ci tenevo moltissimo a seguirvi e a intervenire, non so, spero di poter essere utile. Dunque, prima di tutto è veramente, devo dirvi, una grande soddisfazione da una parte, anche una gioia sentire che i borghi siano diventati finalmente un oggetto speciale di un incontro così importante in Sardegna. Io sono anni che credo nei borghi e credo sul fatto che siano un prodotto fondamentale per il turismo italiano. Penso però che appunto per tutti i prodotti c'è bisogno del tempo per maturare e credo che finalmente siamo arrivati al momento giusto per la sua maturazione. Sentendo le cose che sono state dette oggi, mi sembra che sia oramai chiaro, che finalmente abbiamo capito tutti, che la prima cosa da fare per costruire qualcosa di veramente, diciamo, economico, cioè che diventi un business e quindi che diventi veramente attrattivo, è necessario cominciare a cercare di capire e di guardarci intorno quello che abbiamo. E lo stiamo facendo e finalmente abbiamo capito che abbiamo una risorsa molto importante che è quella dei borghi. Un'altra cosa che è emersa da stamattina è che la domanda è che cosa fare, che cosa sia il turismo nei borghi. E io qui vi vorrei portare a riflettere sul fatto che dal mio punto di vista il turismo non esiste più, oramai è morto. Cioè quel concetto di turismo su cui l'Italia ha campato da sempre, questa cosa per cui ha campato da sempre, no? Sul fatto di un turismo fatto dal turista che scende dall'aereo, va in un albergo e si mette a fare un bagno, finalmente è evoluto, è cambiato e possiamo cominciare a parlare di un turista come fruitore di luoghi, fruitore di natura, fruitore di esperienza, ma soprattutto dal mio punto di vista fruitore di contatto umano, di condivisione. Ed è per questo che l'esperienza diventa un fattore fondamentale, un'esperienza perché il turista non è più quello che viene, che guarda, ma vuole fruire, vuole vivere, vuole essere parte del contesto e della vita e della quotidianità. Quindi vuole andare a stare. E ho sentito stamattina della questione, ma sento spesso nelle aree interne, quando giro appunto per il progetto della strategia delle aree interne con Barca e il gruppo di lavoro, una delle problematiche principali che viene posta è quella delle infrastrutture. Ma come ci arriviamo in questi posti? Prima di fare il lavoro che ho fatto per questi 4 anni come consigliera di Franceschini, mi ricordo quando ho incontrato Franceschini, la prima cosa che gli dissi fu: Ministro, tutti vogliono venire in Italia, ma siamo noi che non li facciamo venire. Ecco, io non penso che sia un problema di infrastrutture, non lo penso perché ho avuto la fortuna di fare le mie vacanze a Maiorca dal 72, cioè da quando ho cominciato a camminare fino ad oggi, e Maiorca, come dire, potete immaginarvela, fino agli anni, diciamo, 90 aveva un grossissimo problema di infrastrutture, un problema che è stato cominciato a risolvere nel 2000. Quindi eppure Maiorca noi sappiamo che ha un'attrattività incredibile. L'altro anno ha fatto più di 40 milioni di turisti e l'aeroporto di Maiorca è uno degli aeroporti più frequentati in Europa. Quindi non è una questione di come muoversi all'interno dei luoghi, ma la questione è di come arrivarci. E questa è una cosa su cui io penso voi come Sardegna, come isola, dovete molto riflettere, e credo che sia proprio questa nuova dimensione in cui noi vediamo il turismo della creazione del prodotto, che è la dimensione della shareability, cioè dobbiamo diventare abili a condividere
tutto quello che abbiamo e su quello fare sistema, metterci insieme, condividere e fare. Penso che sia importantissimo che oggi questo convegno venga fatto all'interno di un aeroporto, perché è proprio dall'aeroporto che dal mio punto di vista devono nascere insieme a loro in condivisioni le politiche di attrattività della vostra regione, perché come abbiamo sentito dai borghi autentici, dal touring, dai borghi più belli d'Italia, eccetera, il prodotto c'è, i borghi esistono, certo bisogna svilupparlo, bisogna creare più accoglienza, forse bisogna, voi poi lì in Sardegna siete la regione con più alberghi diffusi, ad esempio. Sono stata, mi sembra 2 o 3 anni fa, all'incontro nazionale degli alberghi diffusi. Avete degli alberghi diffusi straordinari, posti anche in luoghi appunto difficili da raggiungere. Il vostro obiettivo adesso è quello di fare in modo che la vostra regione diventi un importante scalo nazionale e internazionale affinché sia raggiungibile non solo nei mesi, diciamo, estivi, quelli che già comunque voi riuscite a coprire, ma proprio perché avete un nuovo prodotto che è quello dei borghi e che nasce in questo momento perché c'è una nuova necessità, no? Di sviluppare il turismo anche in altri luoghi. L'aeroporto diventa un fattore fondamentale. Abbiamo visto che il prodotto non lo facciamo più noi, ma lo fa la domanda, e questa è un'altra cosa importante. Il fruitore, l'attore è il turista che decide, il quale non è più manipolabile, ma possiamo però decidere quale turista vogliamo, e questo è un altro fattore fondamentale, perché come abbiamo visto i borghi non sono luoghi per un turismo di massa, ma sono luoghi per un turismo specifico, e anche su questo è importantissimo cercare e analizzare e capire il target. Non devono essere dei target immensi, ma devono essere dei target specifici. Un esempio che vi posso fare, mi è piaciuto che appunto ho sentito parlare di Berlino. Berlino è una città che negli ultimi anni, ma veramente negli ultimi anni, è esplosa, ha fatto dei numeri incredibili. Lì nella programmazione di rigenerazione della città, proprio sul turismo si è puntato su target specifici, ad esempio, target che secondo me, a mio parere, potrebbero essere utilissimi anche per i borghi. Si è puntato moltissimo sulla formazione, ad esempio. Berlino è diventato un polo di attrattività formativa, un polo di attrattività dell'innovazione anche nella formazione, perché la formazione può essere un target interessante, perché chi viene a formarsi attraverso corsi che possono appunto andare dall'IT al turismo, eccetera, sono persone che normalmente rimangono più tempo e quindi soggiornano, spesso lo fanno in periodi di destagionalizzazione e soprattutto uniscono alla formazione la volontà di condividere e di vivere insieme, che è quello che voi volete e state cercando di creare. In questa condivisione quello che si produce anche è una grandissima attrattività per il luogo, nel senso che nel momento in cui noi invitiamo qualcuno a fare un corso nei nostri borghi, ad esempio, soggiornando in questi luoghi magari creiamo in loro una curiosità di a tornare in altri posti e magari anche a voler investire. Quello che è successo a Berlino è stato che molti degli studenti, ad esempio, che sono venuti a Berlino per periodi, diciamo, temporanei, hanno poi sono tornati a casa e sono stati i migliori opinion leader perché hanno raccontato alla famiglia, ai parenti, agli amici della città e di quello che la città offriva, tanto che poi sono tornati o mentre erano lì e soggiornavano sono arrivati i genitori e hanno deciso di investire sulla città. Ecco, io vi invito anche quindi a pensare ai vostri borghi come a dei luoghi di nuovi turisti residenti, perché anche quello è il futuro dei borghi. Cioè i borghi, noi abbiamo sempre di più un'Europa che sta invecchiando, un'Europa senior,
un'Europa del Nord che va in pensione e che cerca nuovi luoghi dove poter soggiornare temporaneamente, 5-6 mesi l'anno. Ecco, sono convinta che borghi come la Sardegna potrebbero essere estremamente attrattivi, soprattutto quando tutto questo nuovo movimento, che in realtà dura da 20 anni, no? È fatto con i borghi autentici, con i borghi più belli d'Italia e con il tourism, ha ormai già creato dei processi di innovazione e di trasformazione all'interno dei borghi che possono essere sempre più attrattivi. Quindi cominciate a pensare non più a un concetto di turismo legato appunto al vengo, faccio la vacanza e parto. Cominciate a pensare al turismo in un'ottica di fruizione e quindi appunto, come diceva Jark questa mattina, di vivere, ma anche di permanenza residenziale, non però come è stato fatto fino adesso vendendo settimane o vendendo residenze temporanee, ma proprio di permanenza, cioè di invitare quella popolazione, soprattutto del nord Europa, che è una fetta importantissima del nostro turismo, che come ha fatto di Maiorca una sua seconda residenza, può farlo benissimo dai vostri borghi della Sardegna. Infine, un'altra cosa che vi invito a pensare, su cui riflettere, è, lo chiamo io l'effetto Ryanair. Vi faccio un esempio. Io appunto in questo momento mi trovo a Maiorca in vacanza e dovevo partire da Berlino. A Berlino ci sono 2 settimane di vacanza scolastica in questo momento legata alla Pasqua. Sono andata all'ultimo momento, volevo andare a sciare, non sapevo che cosa volevo fare, troppi impegni, non avevo avuto tempo di organizzare queste vacanze con mia figlia, e alla fine mi sono detta vabbè, torno a Maiorca dopo molto tempo. Sono andata su internet su uno di questi motori di ricerca di biglietti aerei e il biglietto aereo da Berlino costava tipo 600-700 euro, era una cosa impressionante, perché appunto cadeva durante queste 2 settimane di vacanza pasquali. E allora mi sono detta, bene, vediamo un'altra, da dove posso arrivare a Maiorca spendendo meno. E quindi sono andata sui vari canali, alla fine ho scoperto che il partire da Parigi mi costava meno che partire da Berlino, e ho deciso quindi di comprare un biglietto da Parigi e di raggiungere in maniera slow, utilizzando il treno, Parigi, e quindi di fare del mio viaggio anche un viaggio in treno per raggiungere Parigi. Questo per dirvi che io, che ho preso non so se continuerò, ma per circa 4 anni, tutte le settimane, la martedì mattina, l'aereo delle 6:30 da Berlino per arrivare in Italia e stare 4 notti, 3 giorni, vi posso dire che in questi ultimi anni, mentre all'inizio salivo sull'aereo ed eravamo tedeschi praticamente, io non sono tedesca ma vivo a Berlino, in questi ultimi anni il fenomeno incredibile è stato che non ci sono più tedeschi su quell'aereo delle 6:30, ma ci sono persone che vengono da tutto il mondo, perché effettivamente Berlino è diventato un hub aeroportuale attraverso i Ryanair, dove raggiungere Roma costa meno che da altre destinazioni. Che cosa vuol dire? Che oggi la destinazione si sceglie anche utilizzando le tariffe Ryanair, cioè c'è tanta gente che gira l'Europa utilizzando, a seconda della proposta tariffaria che trova nei vari canali, quella più economica. In questa maniera gira l'Europa. Quindi questo per dirvi come realmente sta cambiando tutto e come il prodotto in sé che noi appunto vogliamo creare deve comunque fare i conti con quelle che sono le scelte della domanda. Concludo dicendovi che all'ITB di Berlino, Fiera Internazionale del Turismo,
non so se siete, immagino che molti di voi sono stati lì. Quest'anno, facendomi un giro per tutta la fiera, posso dirvi che dalla Cina alla Sardegna la proposta più grossa che io ho trovato erano viaggi di cicloturismo, la natura, i boutique hotel, gli alberghi diffusi, incredibile, insomma. Io, figuratevi, sono stata consigliera del ministro Franceschini per la sostenibilità del turismo per 4 anni, quindi ben venga tutto questo. Certo è che la competizione oramai è gigantesca, è enorme. Quindi anche quando andate a costruire la proposta, il vostro prodotto, anche all'interno dei borghi, non è detto che il patrimonio, la ricottina, il lavoro a telaio sia il prodotto attrattivo più forte. Secondo me è arrivato il momento di essere, e questo io ringrazio, di lavorare nel turismo, perché secondo me è il lavoro più bello del mondo, è arrivato il momento di essere creativi, molto creativi, di inventarci nuove proposte, nuovi eventi, nuove forme di attrattività e di capacità di far vivere i territori. È molto importante costruire nuove forme di attrattività, perché la competizione è diventata enorme. Quindi anche cose magari, appunto, il corso di IT super specializzato, di ricerca astronomica, non so dirvi, cioè anche qualcosa che magari non ha niente a che fare con il contesto, chiaramente sempre in una visione di tutela e valorizzazione, mi raccomando, perché comunque l'identità e l'autenticità sono e saranno e rimarranno da oggi in poi i valori più forti per il nostro paese di attrattività. Quindi io credo che infine che la Sardegna sia veramente in un momento di grande rigenerazione, che abbia un'opportunità enorme, che è quella data dalle sue aree interne, e che la creatività in questo momento sia il fattore fondamentale per sviluppare nuove proposte. Quindi vi invito a riflettere sulle parole fruitore e fruizione, sulla parola creatività, e non arenarvi sul concetto di infrastrutture, eccetera. I posti se una persona vuole raggiungere i posti, li raggiunge, che ci siano o non ci siano le strade. Grazie. Tourism Call to Action, 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.